Radio Nisapantai, tenduna sempre de mai. Radio Nisapantai presenta Corona de Sera. Une émission d'actualità et su des sujets divers, en isart, en alpenc et mai din tous gli autres dialectes occitans. Une émission indirecte sur Radio Nisapantai. Allora, benvenuti qui per questa nuova edizione di Corona de Sera. Qui donc avons une nouvelle candidate qui est Jean-Louis Ruff. Buona Jean-Louis. Buonasera, gli amici. Ciao Jean-Louis. Allora, è il primo cas che partecipa a questa émission. Oui, c'est good. E mai d'accord, si è lui in Denisa. Ah, oui, sulla montagna. Oh, di la montagna lui, hein? Oh, a Tancaco, a 20 chilometri, a Bendegium, su Bendegium. Io. Bendegium. E allora, il primo d'avril, on a fatto una bella mencionada, una bella blaga. Ahí, è una amiga de Conte che mi ha demandato di fare la co perché ella, che si suona Audrey Bolaro, fa una pagina Facebook per la Villa de Conte e mi ha demandato per il 1 d'aprile di fare una galleggiata, una mencionata come co. E allora mi sono pantagliato una carriera, ho fatto una piccina video e mi dei cocordon e tutto co. Allora, a ora capisci perché si parla justement del giornale della lettera dei Paillons. La lettera dei Paillons. Alors, mi domandavo, ma perché les gens vont andare all'agenzia della lettera dei Paillons? A ora capisci. D'accordo. Et oui, parce qu'elle, Audrey Bolaro, travaille à la lettre do Paillon. Perché, d'accord. Et puis parles fine des immagini. Alors, parles pas de Didier Raoult, mais parles d'une autre. Comment si soit l'image? Le professeur Richard Keiraski. Ah, Monsieur d'accord. Pantayate de parler de l'Institut international des hautes études cocordonesques de Berre, dirigé par le professeur Richard Keiraski. HECB. E a mai d'accordo ti si è fatto Giuda per trovare una maschera speciale per il coronavirus, ma che la ta faccia quella? Ecco, è una maschera che mi si faccio il y a già a Canada per il carnaval. La vi faccio un cocordon, una quassa, sapete, un cocordon che ha una puncia. Ahí. E ecco mi fa l'unas e mi sono pantagliato di mettere a quel cocordon come maschera e hai dice che questa maschera seria ben perché il virus può pas andare fino alla bocca e al nas perché il nas è troppo lungo, il nas della maschera è troppo lungo. D'accordo. Esatto. Mi sono pantagliato perché hai questa maschera che è veramente bella e fin da hai una bacciura per mettere d'aiga o di branda e questa bacciura è veramente è un'amica che mi ha regalato e è tutte è veramente bella e è scritto sulla bacciura aspetta la fini sulla bacciula e tu prendi cava e è scritto fait l'an 1935 a Brio e è scritto e allora bon avevi a questa bacciula avevi la maschera in cocordon e hai fin da una piccina ocarina è un po' come una flauta sabes l'ocarina in chiesa è una flauta un po' reduna che fa un son veramente douce, veramente e questa ocarina è stata fatta per Ivo Rusghisto
che è un amico che ha fatto tutto plein di liutaria in Cucurdun e in Cana di Provenza. E è un amico che aveva fatto tutto plein di cava per la cultura nissarda e di Provenza e di Venza. Ah, di Venza, che è in Provenza. È in Provenza, ma conosce bene la musica tradizionale, il ballet, e è che mi ha imparato tutto plein di cava in Lianada 80. E a Venza che ha l'Usepun. È che aveva fatto l'Usepun. Venza è una villa conosciuta. È Ivo Rosghisto che era all'origine d'Usepun. È vero. Donc, Jean-Louis, tu connais comme grand acteur de la musique locale, hein? C'est un peu s'expliquer un peu le tout parcours musical. È lungo, ma per fare vito, hai cominciato a curare eri piccolo, curare eri enfant, perché la famiglia aveva tutto plein di musicanti. Allora io volevo imparare la chitarra, hai cominciato a fare tutto plein di chitarra e poi hai fatto di musica classica, hai fatto di rock and roll e tutto un po' di jazz. E poi hai riscontrato giustamente Ivo Rosghisto e l'associazione Lusepun e hai imparato tutto plein di cose sulla musica tradizionale e poi mi sono messo a imparare la batteria fin da hai fatto tutto plein di cose come co e poi hai riscontrato Patrick Vaillant un musicante di Nissa che è veramente bravo e veramente forte e ha fatto tutto plein di cose insieme suona il mandolin e in un co voleva fare un quartet di mandolin moderne e mi ha domandato di pigliare il mandolonceo. E il mandolonceo è un mandolin un po' più grosso e è un po' come il violonceo per il violino. Exactement. Donc, est-ce un instrument qui existe des langues ou est-ce une invention récente, un peu à l'image d'un violon, un peu copié sur l'exemple d'un violon et violoncelle? Je ne sais pas vraiment. Penso che è stato inventato in un secolo XIX. Penso, credi, ma sono pas sicuro. Ma perché il y avait un musicante di Napoli che si suonava Rafael Calace, era luthier e fin da mandolinista e fin da compositor. E si è spantagliato di fare come per la famiglia del violino, di fare la stessa causa nella famiglia del mandolino. E dunque ha inventato il mandolonceo. Credi che sia come, sono pas sicuro. Ma se anche possiamo dire è che il mandolonceo fa parte della famiglia del mandolin, ma fin da è della famiglia degli strumenti del Mediterraneo, che ne ha tutto plein in Grecia, in Turchia, in Africa del Nord, e fin dalla chitarra spagnola, tout plein d'instruments à cordes, come il y a dappertutto in Mediterraneo. E il mio di mandolonceo è stato fatto per André Sakellarides, luthier di Marsiglia. E dunque, allora, ripi la storia che Patrick mi ha domandato di imparare il mandolonceo, mi sono messa a imparare e mi ha piaciuto tutto plein, e allora faut plus qu'à des batteries ne soignent quasi plus, faut un po' di fifre fin per des ciblettes per fare gli aubada nel villaggio a Quarasa, ben di giù, ma soprattutto mi sono specializzato nel mandolonceo. Il y aura le mandolonceo. Donc, le mandolonceo, est-ce complicato de suonar per rapport à la mandoline ou per rapport à autres instruments de cordes? È un po' difficile perché è gros, è veramente un strumento veramente grosso e fin da le corde sono, il y a bisogno di tout plein de forza per suonare
et demais o meu a un son vraiment bon, mas é difícil a jogar, é difícil a sonar. Mas va bem, a ura missió acostumat e va bem, hein? Beh, sai che interesseria le auditrici, gli auditori d'audi un po' come suona il mandoloncello. Cioè, suona del mandoloncello in dei video. Aí faccio per questa periodo di confinement, il y a tout plein de musicanti che fanno dei video su Facebook per mostrare agli altri e poi visto che avevamo più di concerti, avevamo più di lavoro a ora. Siamo a Mayon, come è un po' seccante, è un po' fastidioso di stare come da soletta a Mayon e fare dei video per mandare agli amici e ai gente che conoscono e fin da quelli che conoscono pas. Allora io faccio due video. Alors, propos était pas ça la première vidéo, donc une chanson qu'a suonato a Mayon che si suona Carignoso. A Carignoso. Allora, canti pas, è una versione strumentale. Ah, donc justement, tu m'as bien perché come au terrain l'instrument, donc a Carignoso, on a ascoltato puis après on parlera un po' da questa canzone, d'accordo? Accordo au Brasil. Un morceau du compositeur brésilien Pichinguinha qui s'appelle Carignoso, que j'ai adapté pour le mandoloncelle et que je vais rejouer. Carignoso, ça veut dire amour. Alors je vous envoie plein de bonnes vibrations en ces temps difficiles de confinement.
E Vicky, donc, la canzone Sunada aimée le mandoloncel. C'est une proprio bella canzone che nas sunat a Mayon, João Luis. Donc, se ne ouais. Parla un po' da questa canzone brasiliana e che è un po', dire un po' de mai su d'autres répertori. Aí é uma canção que suona com a de concerto em solo. E é um museu veramente belo e é uma canção pouco conhecida ao Brasil. E digam que é a canção preferida dos brasileiros e das brasilianas. Ah. E é uma canção da Diana 40, pensi, que é escrita, a música é escrita por Pichinguinha, que era um grande musicante brésilien et c'est une chanson d'amour. Chanson d'amour, d'accord. Et la musique est belle. Mais per le mandoloncel, au fin, hai fatto un disco solo. Il y a Calcanada fa. Et qui si suona courant d'air. Et ben ça, mi pensavi che lo son, la sonorità era migliore in disco che nella video, sicuro, perché la video l'hai registrata in mo telefonino e lo son è pas super. Allora, De Fietch ha fatto un CD che si suona courant d'air. Courant d'air, De Fietch, è un CD che a deposto venta da Nissa Pantai, donc che si può comprare ao nostre, e specialmente curalisson a l'escadence des fêtes culturali che sono l'Umai, le Cougourdon, et spécialement ils sont l'Youtube CD, courant d'air, donc CD donc des chansons che suonano un solo au mandoloncel, hein, esatto. Et a Maidako, può precisare, la musique les chansons d'aquest CD sont diffusées sur la radio Nissa Pantai. Donc, elles passent régulièrement. Mais ce ne sont pas des chansons, hein, le répète. Ils ne sont pas des chansons. Ce sont seulement des cantipas. Cantipas na che ho detto. Ce sont des morceaux, des musiques, voulez dire. Hein. Morceaux de musique, oui. Va bene, e abbiamo fatto l'anno passato un altro disco e lo mio orchestra che si suona Roccasera Quartet. Abbiamo fatto un disco che si suona mescla, e fin da il n'y a pas de chansons. Ils sont des morceaux de musique. Ma il y a Frédéric Vial che suona la Giorgina, che è vraiment un maestro della Giorgina, Frédéric Vial, de La Roquette sur Sienne. Et il y a fin da Pascal Reva, che è la batteria, e lo mio amico di Sanremo, che si suona Sergio Caputo, che suona lo violino. Et donc, sont des musiques sans parole, ne sont pas cantati. Non, ne sont pas cantati, sono tutte delle composizioni che faccio io. Ah, des créations musicales, mais d'accord. Et che stile è? E allora è la difficoltà perché la mia musica è un po' come un ponte tra dei stili diversi. Il y a un po' di influenza di jazz, un po' di musica tradizionale di Nissa e di Mediterranea. E è un mescla di tutto ciò, ma io mi piace e penso che al pubblico gli piace tutto in fin pour faire des concerts e funziona veramente bene. È vero che è una melodia forse aggressiva, va ascoltare la musica che suonata sulla video. È una melodia forse aggressiva, forse appaesante, forse quieta, è vero che è originale. Può qualificare come musica sperimentale? Allora, se parles de Carignoso, mi parles de Carignoso. È un stile che si suona lo choro,
è un stile di musica brasiliana D'accord. che è veramente, ma allora è un stile veramente tipicamente del Brasile, che è stato inventato alla debutta del XX secolo. E allora il y a tout plein de giovani musicanti del Brasile che repiano a questa musica. È un po' come si potrebbe dire un mescla tra Chopin e la samba. D'accord, à Chopin et la samba, c'est original. Ouais, c'est un po' ecco perché Chopin il y a la melodia e l'armonia veramente bella e brillante e fin da questa musica il y a il ritmo della samba e dei musica del Brasile che sono veramente per ballare. Allora, io remarchi che il tuo repertorio è tutto plein influenzato o marcato dall'America Latina, il Brasile. Sicuro, la musica d'America Latina è veramente bellissima, bella. Il y a la musica del Brasile, ma fin da dei paesi come la Colombia o Venezuela o Argentina che hanno tutto plein di musica tradizionale veramente magnifica. E che dire della musica di Cuba, la salsa e la musica tradizionale di Cuba che è magnifica. È vero che la musica tradizionale d'America Latina è ricca e tout plein diversificata in materia di stili musicali. Il y a une grosse diversità di stili musicali che dico per le persone che sono neofite ne savent pas distinguer entre la samba, la zumba, etc. Tout le nom. La cumbia, la salsa, tutto quello. È vero. Il y a una ricchezza meravigliosa, è una musica gioiosa e bella e metto plein de sabrosa, de saveur. Et tu capites de destria reconnaissent tous les styles. Io par exemple, malgrado che sia musicante, capiti pas io amica conoscenza della musica d'America Latina. Io sabi pas destria che stile c'est de samba, c'est de salsa, c'est de etc. Io conosci un po', ma può pas dire che conosci tutte perché è troppo ricche, ma conosci un po' la differenza. Per esempio, un paese che conosce pas tout plein per la musica è il Venezuela, ma ha una musica allà in Venezuela veramente meravigliosa. Mais tout plein, il y a la valse, une valse, un style de valse vénézuélienne, c'est vraiment belle. Par exemple, mais il y a tout plein de styles, et c'est vrai que c'est un grand pays, mais c'est vrai que sont des pays dont il y a une culture vraiment riche et vive, et vive. Et alors, fa che y a tout plein de musique à écouter. Hai remarcato una cosa, vi passa sbagliato, ma apparemment le pays d'America Latine che sono mai conosciuti per la sua musica sono come Brasile, Cuba o Venezuela. Per la ricchezza e la sua diversità sono paesi dove il y a una forte diversità etnica. Ben sai che lo mescla tra le culture fa dei casi veramente interessanti. Ma è ecco che l'hai scritto sul disco di Roccasera Quartet. Hai scritto un piccolo testo per presentare il disco e hai scritto che lo jazz, la musette, la salsa sono tutti dei mescli di influenze diverse, d'Africa, d'Europa, e hai scritto che
d'esprit tout plein d'étain, d'esprit le commencement de l'humanité, ben ça, il y a des mescles et Azako qui donnent la richesse à la culture des hommes et des frères du monde. Et alors, per recadrer un peu la discussion, vous ben retourner sur d'études et par là, au niveau des groupes dit du chaos Swannes. Alors, second aussi qui capite Swannes un solo. Donc, et Swannes aimait une groupe. Qui se suona Roccasera Quartet. Roccasera, donc. Io t'ai conosciuto e Baccias Monjoy. Non. Barba Ontario, pardon. Barba Ontario. Me Barba Ontario, aí me Sovego. Sviaiaco, Sviaiaco, fai la batteria naquele gruppo. Ma era mi plazia tout plein perché era mes amiche veramente buon amiche, ma come dire, era più la musica di Jean-Luc Sovego e di Glaudo Nessi e io fai la batteria. Ma ai finda hai suonate tout plein de temps e me Melonius Quartet, che era un quartet de mandolin. Est-ce que Marco che hai cominciato il mandolin seu e me Patrick Vaillant, il y avait due mandolin, un mandolin alto, che è un po' come il violin alto, e il mandolin seu. Melonius Quartet si suonava. E come si suona il gruppo che, enfin, su che nom suona un solo? Un solo su tal mio nom, Jean-Louis Ruff Costanzo. Jean-Louis Ruff Costanzo. Ah d'accord, on n'a pas un nom spécial d'artiste, le nom un solo. Et non. Après, il y a le groupe. Et donc, il y a già suonato mais d'autres groupes et d'autres artistes, enfin, as-tu à la main? Oui, sicuro. Hai fatto a un'epoca fai un gruppo che si suonava Donabella. Era un riscontro tra due musicanti di Provenza e di Nissa. Il y avait Renat Sette, che è un cantaire di Provenza, io di Nissa, e il y avait tre musicanti do Piemont, due do Piemont, come si suona, Maurizio Martinotti di Casale Monferrato, il y avait fin da Enrico Negro di Turin e Sergio Caputo di Sanremo e di Liguria. E aquel gruppo era un riscontro tra le tradizioni di Provenza e do Piemont. Che sono interessanti, come... Che sono proche perché abbiamo visto che il y avait dei canzoni che avevano le parole parier, ma la musica era diversa. E su un altro costal il y avait des canzoni che y avait la même musica ma des paroles diverse. D'accord, c'est intéressant, et une scambi d'avait. Et as sunat, mais le tout groupe actuel ou da soulette dit tout plein des concerts, c'est un peu ce qu'une taille pour le tout concert qu'as fatch. Ben ouais, ça ne pas s'inquiéter dire perché fa dei concerti ne hai facci tout plein, a co fa 30 ans, quasi 30 ans che sia un musicante, allora hai giocato un po' dappertutto. Aqui no país Nissart, em França, e fin em Espanha, Itália, Brasil, Bélgica, dappertutto. Fin ao Sénégal. Fin ao Sénégal. Alors, évidemment, ti pas la question d'où as sunat le mai loin. Bon, as déjà donné la réponse, donc est Brasil et Sénégal. Est Brasil et Sénégal, ouais, et Finlanda. Finlandia, oui. Ma Brasil è mai loin. È mai loin des Fietcha, è mai loin, mai d'accord que Sénégal. Ouais. Donc, c'est une expérience intéressante. Brasil, et donc, on peut se parler un peu de ce concert en Brasil et puis en Sénégal. Allora, au Brasil, avevamo fatto, era Melonius Quartet, avevamo fatto una virada di 7 concerti, siamo stati allà 3 settimane. E avevamo giocato un po' dappertutto a
avem giocate a Recife, a Brasilia, Salvador de Bahia, dove avem giocato a Belém, Finda. Ah, era una tornada. Una tornada, una virada dappertutto in Brasile. E allora era veramente ben perché avem visto perché il Brasile è veramente grande et il y a tout plein de régions complètement diverses. C'est pas... Era una virada dei Alliance Française. Ah, d'accord. Era anche a Nada? Era in 2020. 2020, d'accord. E la Liganza francese che ha organizzato questo tour, questa virada. Ai. E abbiamo visto tutto plein di cose veramente belle. E allora, perché Ade abbiamo parlato della musica del Brasile, ma il y a tout plein di musica au Brasile. Il n'y a pas le samba perché è masculino. È di Rio de Janeiro, ma in d'altre parti del Brasile il y a d'altre musica. E un po' eri a Belém, mi ricordi, non avvisi, eri a Belém e un amico del gruppo e si siamo passeggiati nella villa, nella carriera, e il y avait una grande plaza e un mercato, e tout plein de caos d'artisanat et tout à coup. Et tout un coup avait audit une bruche, mais de loin, qui s'avvicinava, qui faillit come veramente forte. Et avait créé qu'il y aura une manifestation, parce qu'il y avait tout plein de gens qui erano en la carrière, mais d'instruments de musique et qui ballavam. Et era una festa per San Juan. Perché per la San Juan au Brasile fanno tout plein de feste veramente importanti a Salvador de Bahia e fin a Belém. Il y avait, ça vit pas des milliers de personnes qui faisaient des musiques, qui cantavam et qui ballavam. Era veramente bello. D'accord, c'est intéressant. Donc c'est une belle expérience qu'a vécu en Brésil. En Brasile, aqui. E au Senegal, si on a aimé l'autre groupe qui est Haïti, qui si suonava Dona Bella, e si on a per suonare, a co era tra Calena e lo Jour de l'An. E il y avait un festival che si suonava lo Festpop, Festival de Musica Popolare. E era in una piccina villa, era una villa pas veramente grande, ma una villa che si suona a Luga. Era bello qui e siamo stati qui una settimana per suonare un po' cada giorno. Ah, c'est bien. Et quelle raison au niveau du public avec ça au gut et quel accueil? Eh bien, siamo stati accueillis veramente bien. Perché il premier jour, gli organizzatori hanno demandato di venire suonare, ma il y avait, ça ne plus, ma 30 gruppi, pensi. E ha demandato a cada gruppo di suonare 2 minuti. Ah, 2 minuti. E sullo scenario il y avait un micro. Per tutto. Allora, noi abbiamo detto, va bene, pigliamo pas gli strumenti, pigliamo anche le percussioni e abbiamo cantato l'Ugibus. Ah, l'Ugibus, c'est emblématique. Ouais. Allora aveva una versione di Ugibus e le percussioni che faceva ma dallo sulla che si bresulava un po' come un po' forte e avevamo cominciato era tu i cinque musicanti si siamo messi a questa proce
accostado ao micro e avem começat aco e après, sabi pas, après 5 segundos de música, tous les gens eram drets a ballar e a cridar. Oh, é extraordinário, Iaco. Como é que Extraordinari. Hi havia hi havia 3.000 persones, pensi, era extraordinari perché avevano suonato l'Ugibus 2 minuti, l'avevano cantato come a 2 minuti. E après era come dire, eravamo le vedette do festival. Dins aquest festival a Senegal, Ouais. gli altri gruppi erano dei gruppi dell'estate francese o erano un po' dappertutto, era un po' mai internazionale? Era un festival international e il y havia era un festival de musica folclorica, podem dire. Allora notre per notre era l'Italia. Aí? Ouais, perché era la regione Piemont che non aveva mandati allà. E il y avait un groupe français qui era do Poitou. D'accord. Ma eux erano veramente un po' ridiculous. Perché era veramente un gruppo folclorico, ma veramente pesante. Bon. Ma il y avait fin da tout plein de musicanti d'Africa, tout plein de gruppi d'Africa che erano meravigliosi. E le percussioni, le cante, dei frères che cantavano, ma una voce incredibile, e dei danzatori, dei ballatori, era veramente bello. Aquest an avem puscut fer un propi beu carnaval independent. Hem participat John Luis e cau dire que l'aura sera tout plein investi da fin da per aqueu carnaval e ailas la veille bon a hagut un incident. Oui, Laura és ma filla. Aí, ta filla, segur. E que é mai d'acu implicada din viva. És una dei candidats com a Cyril e eu e tu has tout plein participat en aquesta campanya. Ma per tornar au cultural, vist que s'en s'unisse a pantai, jo m'ha ben plazut aqueu carnaval independent perquè és ver que aquest an eroni 30 ans do carnaval independent e aquest an avem jugat l'unità. Nuxomica és tornat, l'Udiau Blu eron aquí, en faig un paste per carrière davant la glei de Sant Roc, en faig un percurs de Sant Roc fin a Riqui, après des Riqui fin au Port, après au Port fin a Garibaldi, et puis après le concert final. Donc, francament, et en Maïdako, era le jou des drets des frem. Donc, impressionnante. Et fin a Samatien n'a fait un article. Bon, comme toujours, quand il y a quelqu'un de gros, tout le monde n'est pas content, ma fa parrain. Mais francament, per faire 30 ans, et Maïdako, qui a gaire de temps, d'accord, a mancat d'estranulat, et que lui sera pas content qu'elle n'ait pas la sous-plataforme. Bon, as-tu n'importe un peu, John Luis? Comment has vu au gut à quel carnaval indépendant? Ah ben, come tu, sono veramente contento, era per io, era veramente bello e mi faccio pensare ai bei carnevali indipendenti che facevano negli anni 90, ne aveva tutto plein e mi faccio piacere e penso che gli gens erano veramente russi d'essere qui tutti insieme. E mai il y avait fin dalle cheminots. J'espère qu'en participer à l'organisation, hein. Quand même vous puntin, quand faites la manduca. Ouais, ha avuto una idea che notre avem jamais avuta es de crumpa tout plein de confetti, tous les confetti ai gens che erano qui e soprattutto ai piccoli, ai enfants. E era un'idea veramente buona perché come il y avait mince de farina, che la farina mi place pas io, è pas una buona idea Io trovo che è un po' una specialità del carnaval indipendente. La farina? La farina, oui. Luis m'avait dit que era per Kirby a quelli che erano pas mascarat.
Esatto, perché ai primi carnaval indipendenti Aimé Louis aveva fatto delle comunicazioni e era scritto per quelli che sono pas mascherati la farina. Ma era pas per les gens del carnaval, perché... E fin finale hai trovato un altro carnaval che si mangia la farina, è Zaccheo del Plan de Grâce. E sembra quello carnaval dei buffettaires. Ah oui. Et di una buffette mettre una farina. Aïe. À cause d'une tradition des provinces, hein. Pas que au Plan de Grâce, dappertutto in Provenza. Dappertutto, d'accordo. Il y a la chanson des bouffées, c'est les bouffées sur route. Ah, esatto. Tu vas aussi faire bouffer. Aïe, esver. Ma à quelli qui font la danse des bouffées, si come si vestissent tutte blanche e si fanno le visage et la cara negra. Esatto. Et hanno des bouffées pleines de farina, ma si mandano la farina tra eux, pas à tout le monde. Hein. La figurati che lo sull'etteco che o lo darico che gli hai partecipato, il suo anat emet una grossa testa che rappresentava lo Morro de Caras. Radio Nisa Pantai presenta Corona de Sera. Une émission d'actualité et sur des sujets divers, en isart, en alpenc et mai din tous gli autres dialectes occitans. Une émission indirecte sur Radio Nisa Pantai.